Ben ritrovati dalla redazione. È stata abusata sessualmente da un extracomunitario di origini africane mentre stava viaggiando in autobus, costretta a subire non senza l'evidente incredulità e lo shock che l'ha strappata alla serenità in attesa di scendere alla fermata per tornare a casa. La violenza sessuale, reato contestato, è avvenuto lo scorso 29 agosto lungo la tratta tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari, in territorio monfalconese, percorsa dalla linea della PT. Non era tanto tardi, circa le 17:30, a quell'ora all'interno del mezzo pubblico la ragazza e l'uomo di 32 anni erano i soli passeggeri a bordo. La vittima, una giovane di 19 anni, nonostante lo stress, ha avuto la prontezza e il coraggio di reagire, ha chiesto aiuto richiamando l'attenzione del conducente del mezzo pubblico, che ha colto subito la circostanza e non ha perso tempo, ha composto il numero unico di emergenza per avvertire e riferire quanto stava accadendo. L'autore dell'aggressione è stato arrestato. Aveva colto di sorpresa una 17enne mentre stava camminando tranquillamente in Porto Vecchio a Trieste verso casa sua. Lo aveva fatto prima con un tentativo maldestro di approccio e poi dinanzi al rifiuto della ragazza, costringendola ad arretrare con le spalle contro una recinzione metallica, così da bloccarla con il suo corpo. A quel punto aveva iniziato a toccarla con insistenza, sferrandole anche alcune manate per farla stare ferma. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata l'uomo ritenuto l'autore della brutale aggressione nei confronti della minorenne. Si chiama Driss Feriani, un tunisino senza fissa dimora di 39 anni, attualmente detenuto in carcere a Gorizia. Ammonta a un totale di 3,7 milioni di euro la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non biologici e morali da parte delle famiglie Doro, Scormos e Molnar, ovvero i genitori e i fratelli di Bianca, Patrizia e Cristian, i 3 ragazzi che persero la vita nell'improvvisa piena del torrente Natisone il 31 maggio 2024, sotto accusa gli interventi per soccorrere i giovani. Nonostante la forte incertezza che caratterizza il contesto internazionale nel primo semestre del 2025, il valore delle vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia si è attestato a 10,5 miliardi di euro contro i 9,9 registrati nello stesso periodo dello scorso anno. La significativa crescita osservata, pari a circa 650 milioni di euro, ha spiegato il ricercatore dell'IRES Alessandro Russo, che ha rielaborato dati Istat, è stata tra le più elevate tra tutte le regioni italiane. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: nuvolosità variabile con probabili rovesci e temporali sparsi intermittenti più probabili nella prima parte di giornata, possibili piogge localmente abbondanti. Per quanto riguarda le temperature, in pianura minime fra 15 e 18 e sulla costa fra 17 e 20 gradi, le massime in pianura fra 23 e 26 e sulla costa fra 23 e 25 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.